Grazie Presidente, grazie anche alla relatrice che ha illustrato, pur con brevità, un'attività complicata, complessa, che è quella che l'ente strumentale della Regione del Veneto Corecom esegue ed eseguirà anche nel 2023 in parte per conto della Regione. In particolare il programma che andiamo a approvare, a votare oggi, fa una panoramica sui servizi che appunto l'ente eroga e fa una previsione anche rispetto alle attività, agli strumenti e alle risorse finanziarie che saranno necessari nel futuro. Sia le funzioni proprie del Corecom, sia quelle che vengono adesso delegate dall'Agcom verranno mantenute e l'impegno è quello di realizzarle anche nel 2023. Ma oltre alle attività tradizionali il Corecom si sta impegnando in un percorso di ampliamento delle proprie attività e in particolare ne cito 4 che vedranno questo ente impegnato nel 2023. La prima è un'attività di informazione, sarà lanciato un nuovo sito che dovrebbe servire a migliorare l'accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini anche attraverso l'istituzione di campagne di comunicazione per far conoscere meglio le attività dell'ente. Si investirà e si incentiverà l'attività collegata alla tutela dei minori. C'è la previsione di collaborare con la RAI per trovare spazi e mezzi da mettere a disposizione di soggetti operanti nel mondo del sociale e della cultura per realizzare i propri messaggi in maniera più professionale e più adatta alle necessità. E poi c'è la regionalizzazione, la proposta su cui stiamo anche ragionando come prima commissione, come ufficio di presidenza, per regionalizzare il servizio pubblico di telecomunicazione e radiotelevisione con eventuali proposte legislative. Ovviamente tutte queste attività amplieranno ciò che già il Corecom fa nello spirito appunto di promuovere l'ente e i servizi che esso eroga a favore dei cittadini del Veneto. Brevemente citerò alcune delle attività che il Corecom fa con l'obiettivo di metterne in evidenza alcune criticità che può essere utile per offrire a questo ente anche opportunità e strumenti più adatti. Il primo elemento, la prima riflessione riguarda la par condicio elettorale. Come sapete il Corecom è assolutamente attrezzato per rispondere alle segnalazioni in riferimento alla par condicio, ma facciamo un ufficio di presidenza magari dopo perché altrimenti dicevo che il Corecom è già pienamente attrezzato per rispondere con celerità alle segnalazioni di presunte violazioni in riferimento appunto alla par condicio elettorale, monitora le trasmissioni di informazione, riceve e coordina la messa in onda dei messaggi politici autogestiti, si occupa dell'erogazione dei rimborsi. Ultimamente il Corecom si è attrezzato anche per rispondere con efficacia alle violazioni sui social network che come sapete sono disciplinati in maniera meno rigorosa dalla legge sulla par condicio. Sono infatti sempre più frequenti le segnalazioni che riguardano siti web, blog, testate online sulle quali il Corecom si pronuncia puntualmente. Ora, sul punto, lo faccio ogni anno, lo vorrei riprendere anche quest'anno, segnalo una criticità seria. La par condicio, la legge sulla par condicio che prevede appunto delle sanzioni in caso di violazioni, in realtà prevede una pena che potremmo definire ridicola per le amministrazioni che violano il principio di comunicazione istituzionale in periodo elettorale. La pena, se non ricordo male, è la semplice pubblicazione sul sito web dell'ente di una rettifica. Ora è evidente che se pensiamo che sia scorretto che alcuni enti utilizzino la propria funzione istituzionale per messaggi elettorali, dobbiamo, per evitarla, per disincentivarla, anche ipotizzare, prefigurare delle pene che siano realmente disincentivanti. Anche la questione dell'accesso al sistema televisivo e radiofonico, che è un servizio molto utile perché il Corecom mette a disposizione
spazi regionali su Rai 3 e su Radio 3 per associazioni, gruppi sociali, organizzazioni sportive, ricreative, artistiche e sindacati, al fine di offrire un pluralismo interno. Anche da questo punto di vista questo servizio, che potrebbe essere molto utile, in realtà è poco sfruttato perché è poco conosciuto dai cittadini del Veneto, e quindi in questo senso mi rivolgo anche all'ufficio di Presidenza del Consiglio. Sarebbe importante costruire dei meccanismi che consentano di dare maggiore visibilità a questo servizio. Il Corecom è anche a disposizione di Giunta e Consiglio per le comunicazioni istituzionali e anche svolge delle funzioni a sostegno delle imprese. L'ultima riflessione la vorrei fare in riferimento alle attività che il Corecom svolge a tutela e a supporto dei cittadini. Io credo sia interessante l'attenzione che l'ente pone soprattutto rispetto ai nuovi media, social network, dove i cittadini, e in particolar modo i cittadini e i minori, sono più esposti. Solo nel 2023, in rapporto, in collaborazione con la Polizia Postale e l'Ufficio Scolastico Regionale, il Corecom si impegna a voler sostenere dei percorsi di educazione digitale che insegnino agli studenti come tutelare la propria reputazione online e come contrastare dunque il cyberbullismi. Ovviamente questi sono percorsi che vanno immaginati costruendo modalità anche di interazione con gli studenti attraverso contenuti, messaggi, linguaggi che riescano a raggiungere l'obiettivo target, cioè appunto proprio i ragazzi. Infine, la criticità che riguarda la funzione della vigilanza, che è un servizio fondamentale che consente al Corecom di controllare meglio le informazioni delle emittenti, non soltanto ovviamente durante il periodo elettorale, e finalizzata a garantire una informazione di qualità. Ora sappiamo che su questo fronte nel 2022 c'è stata una sorta di vera e propria rivoluzione copernicana sotto l'aspetto dell'offerta televisiva, in particolar modo in conseguenza alle operazioni di refarming connesse al rilascio delle frequenze in banda diversa. Ora, il sistema informatico digitale per la registrazione dei programmi trasmessi in Veneto e collocati presso la sede di Mestre non può essere utilizzato per acquisire e conservare in autonomia la programmazione delle 9 emittenti attualmente irradiate sulla rete di secondo livello. Quindi è necessario, io credo, che il Corecom sia messo nelle condizioni di poter implementare la propria dotazione con l'acquisizione di impianti e strumenti che consentano di sopperire appunto a questa mancanza. E infine, per citare un'altra delle attività che il Corecom svolge in maniera efficace e utile per i cittadini, una parola veloce sulla conciliazione delle controversie tra i gestori dei servizi di telecomunicazione e degli utenti. Questa è un'attività fondamentale per i cittadini veneti, che si rivolgono in misura sempre maggiore al Corecom per essere tutelati proprio nelle controversie contro i gestori dei servizi di telecomunicazioni, come se il Corecom svolgesse in questo senso una sorta di funzione simile a quella dell'avvocatura civica. Ora, è chiaro che, calcolando quanto questo tipo di attività impatta e impatterà sull'impegno del Corecom e calcolando quanto sia un servizio necessario ai cittadini veneti, è chiaro che anche in questo senso l'ente strumentale avrebbe necessità di risorse sia economiche sia umane molto superiori a quelli di cui può disporre. Quindi, concludendo e esprimendo apprezzamento per il lavoro e la funzione che il Corecom svolge e richiamando anche il Consiglio regionale alla responsabilità che abbiamo non soltanto di prendere atto delle attività che il Corecom svolge, ma anche di proporre alcune evoluzioni, alcuni miglioramenti rispetto a queste attività, concludo la correlazione facendo appunto due appelli al Consiglio e all'Ufficio di Presidenza. Il primo è quello appunto di non considerare le attività del Corecom come attività inutili, ma anzi valorizzandone le potenzialità, e dall'altro, conseguentemente, cominciare a valutare le necessità che questo ente ha
in riferimento a una maggiore dotazione di risorse, perché altrimenti rischiamo appunto di poter offrire ai cittadini un servizio, dei servizi importanti, ma non mettere l'ente nelle condizioni di poter adempiere effettivamente a questa necessità. Grazie.